Oggi voglio parlarvi di questo prodotto, infatti voglio parlarvi delle mandorle che rappresentano il prodotto principale di un dolce che in prossimità delle feste di Natale da sempre si trovava e si trova ancora, credo, nelle nostre case. Infatti voglio parlarvi del mandorlato. E perché del mandorlato? Perché un prodotto tipico è proprio il mandorlato di Cologna Veneta. Cologna Veneta, che è un paese in provincia di Verona, abbastanza vicino al territorio polesano, quindi, dove il mandorlato è anche il protagonista principale di una fiera che si sviluppa appunto in questi giorni, già infatti dal 30 novembre e per la prima decina di giorni del mese di dicembre sarà possibile andare a Cologna Veneta e assaggiare questo prodotto particolare che è appunto il mandorlato, un dolce, pensate, che già dal 1300 si poteva assaggiare, pensate infatti che se ne parla già alla corte degli Scaligeri nella città di Verona. Però in realtà la ricetta originale pare risalga al 1800, quando un farmacista appunto della provincia di Verona volesse realizzare un dolce genuino e particolare per i propri amici. Quindi, miscelando assieme mandorle tostate, zucchero, miele di acacia e albumi, realizzò questo dolce particolare da regalare in occasione delle festività natalizie e dalla consistenza molto particolare. Infatti è un dolce appunto molto duro, soprattutto per i nostri denti. Da non confondere, mi raccomando, però con il torrone, che si trova nella versione morbida o nella versione più dura. Quindi mandorlato, mandorle tostate e torrone mix di frutta secca. E voi di quale pasta siete? Torrone o mandorlato?